Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi vi portiamo notizie esclusive sul dietro le quinte del nostro amato club. Ma prima di entrare nei dettagli, vogliamo sottolineare l'impegno del nostro team nella ricerca del miglioramento costante, puntando a risultati brillanti. Non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti al nostro canale per non perdere nessuna novità dal Napoli. Enrico Fedele, figura stimata del panorama sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni di grande impatto a Radio Marte durante la trasmissione di Forza Napoli Sempre. Si chiede se l'acquisto di Rudy Garcia sia stato un errore da parte della dirigenza azzurra. E qui, gente, è dove le cose si fanno intriganti. Fedele ha sottolineato che gli esperimenti si fanno nel laboratorio di chimica, non nel calcio. Ha dichiarato che il Napoli ha perso il controllo della palla e sembra giocare in modo più conservativo con Garcia, a differenza dello stile di Spalletti. Inoltre, le sostituzioni senza senso sollevano interrogativi sul vero scopo della squadra. Ora la domanda scottante: De Laurentiis, il nostro presidente, ha fatto sentire la sua voce nell'intervallo e ha influenzato i cambi del Napoli? È importante notare che Enrico Fedele spera che si tratti solo di notizie infondate, perché se fosse vero, potrebbe essere una cosa molto seria. Ha suggerito che, se confermato, Garcia avrebbe l'obbligo di consegnare le chiavi dello spogliatoio e consentire al presidente di occuparsi dell'allenamento. È uno scenario che di certo preoccuperebbe tutti noi, affezionati tifosi del Napoli. Ora è il momento di riflettere su tutto questo, gente. De Laurentiis è già intervenuto con l'allenatore in altre occasioni. Una cosa è motivare prima della partita, un'altra è rimproverare l'allenatore durante l'intervallo e fare pressione su di lui per i cambiamenti. Questo ci porta a pensare alle dinamiche dietro le quinte del nostro club e a come queste possano incidere sulle prestazioni in campo. Vogliamo sentire la vostra opinione, appassionati tifosi del Napoli. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Enrico Fedele e del possibile coinvolgimento del presidente nelle decisioni tattiche? Lascia i tuoi commenti qui sotto, non dimenticare di lasciare un mi piace se le novità ti sono piaciute e, ovviamente, iscriviti per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade con il Napoli. Forza Napoli sempre!